Benessere e intrattenimento all'insegna della sicurezza, siamo a Santa Lucia alla fiera Benessere Bio, riparte alla grande con questo nuovo appuntamento, il polo fieristico di Santa Lucia. Siamo in compagnia di Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia. Riparte il polo fieristico di Santa Lucia, uno dei più importanti a livello sicuramente di provincia di Treviso e Regione Veneto. Qual è l'auspicio, soprattutto l'auspicio per questa fiera? L'auspicio è quello di ripartire con ottimismo. Credo che molti dei nostri espositori volessero ripartire, dare anche un segnale al territorio e all'economia tutta, perché oggi siamo fermati diversi mesi e c'è la necessità di ripartire, di salvaguardare le eccellenze del nostro territorio, promuovendole attraverso queste manifestazioni che sono sicuramente il luogo più importante dove appunto trasmettere la qualità dei propri prodotti direttamente ai visitatori e ai consumatori. Cosa contraddistingue questa fiera nello specifico? Questa fiera è basata principalmente su tutto quello che è il mondo del biologico, della natura, del contatto con la terra, con l'essenziale, con le cose di qualità e anche con tutto quello che è il mondo del benessere psicofisico, quindi alimentazione ma anche laboratori, corsi, tutto il mondo dell'olistica e quindi tutto quello che è il benessere psicofisico delle persone. Con Silvia Bernasconi, organizzatrice di questa fiera, una fiera all'insegna della sicurezza. Sì, abbiamo adottato tutte le normative che avevamo da sistemare, come vedete l'ambiente è sicuro, tutte le persone indossano le mascherine, abbiamo tutti i sistemi di igienizzazione. Prima mi faceva notare che i trattamenti si possono fare con le mascherine, con tutte le misure richieste per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Assolutamente, la persona che opera deve igienizzare le mani e poi la parte da trattare, dopodiché si può fare in perfetta sicurezza mantenendo comunque le mascherine. Ecco, quali sono le emozioni che il visitatore di questa fiera può percepire con i prodotti naturali, con tutto il settore olistico e anche con le discipline orientali? Si immerge intanto in un ambiente più a contatto con la natura, ecosostenibile come vedrete poi dagli stand, e si avvicina anche a uno stile di vita più leggero, tra virgolette, soprattutto in un momento di questo tipo dove serve. Ci sono tanti contenuti nonostante comunque si possa svagarsi, ci sono veramente contenuti seri. Ci sono conferenze, c'è anche la possibilità di rimanere fino alla sera e mangiare qualcosa direttamente qua. Assolutamente, abbiamo circa più di 20 conferenze, un'area food a tema, quindi troverete tutti i prodotti comunque biologici o comunque che hanno una filiera certificata e sono da tutte taglie circa. Il basilico giapponese, quali sono le proprietà di questa pianta straordinaria? Allora, il basilico giapponese ha la proprietà fondamentale di contenere antocianine nelle foglie, colore violetto, il che significa altissima concentrazione di antiossidanti, antibatterico, antipiretico, stimolatore dell'interferone, cioè delle difese immunitarie. In questo periodo in cui le difese immunitarie sono state sottoposte a un po' di stress, è importante usare queste piante. Qui per chi materialmente conosce un po' l'uso degli incensi, magari si prende un po' di resina tagliandola, adesso qui non le ho messe fuori, però fai conto, se voglio ottenere un effetto anche più legato alla purificazione della casa, poi si va a macinare e poi si brucia sui vari bruciatori, sui vari... Quando si parla di Oriente, quando si parla di discipline orientali non possono mancare le campane tibetane. Assolutamente no. Sono veramente un non plus ultra per quanto riguarda la meditazione, per quanto riguarda quello che è il benessere psicofisico, il rilassamento e il riequilibrio energetico. Cosa si può capire dall'occhio di una persona? Dall'iride riusciamo a ottenere moltissimi dati. Per esempio se ci sono delle intossicazioni, se ci sono dei ristagni di liquidi o di linfa, se ci sono degli organi da depurare, se ci sono degli organi che hanno bisogno di sostegno. Questa è un'ametista, questo qua è un bel fiore di ametista proveniente dall'Uruguay ed è il frutto dei ritrovamenti che si fanno nel nostro pianeta.
Genesa Crystal e Pentasfera. Genesa Crystal adesso ho portato qui in fiera questa grande che ci si può mettere dentro, vuoi entrare? Qualcuno mi è capitato, una persona in una fiera, ero a Carrara, alla Festival dell'Oriente, un signore, gli è venuto un blocco qui e gli ho detto guarda sicuramente ha dei problemi respiratori, sì guardi ha avuto quello, dico provi a starci un minuto in più, ha superato quella fase di stupore perché non pensava che un oggetto così potesse funzionare. Ha detto guarda, mi è rimessa a posto dalla testa ai piedi. Sì, sono tutte erbe del nostro territorio, queste che vedete sul banco sono raccolte dalle pendici del Grappa fino alle montagne delle Dolomiti. Quali sono i benefici di queste erbe? Infiniti. Che cos'è la naturopatia? È lo studio della natura applicato alle persone che hanno problemi fisici, quindi è il curare le persone con i rimedi della natura e i metodi sono idroterapia, fangoterapia, fitoterapia e il metodo di indagine la fisionomica oppure la riflessologia oppure l'iridologia. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa propone lei? Io propongo la tarologia. C'è una grande confusione, no, su questo campo, in quanto viene confusa la cartomanzia con la tarologia. Sono due tecniche che usano sempre le carte, ma si sviluppano in modo completamente diverso. La cartomanzia va a vedere cosa mi succederà domani. È una domanda: troverò l'amore della mia vita? Il cartomante ti dirà sì, lo troverai, non lo troverai, eccetera, eccetera. È il suo lavoro, non sono competente su questo. La taurologia invece? Tarologia invece va a vedere il perché non trovi l'amore. Quanto importante è il benessere animale, perché Simba crede in questo? È importantissimo perché la relazione uomo-animale ormai è diventata fondamentale, per chi ama gli animali lo sa, quindi non ci può essere il benessere dell'umano senza il benessere dell'animale.